degli incontri resta sempre alto. Di sedi lo rinnovano ogni anno, preparatorio della festa dell'Ardia del 6 e 7 luglio. Ora il raccolto del grano, prima la semina a settembre, momenti di lavoro e di impegno collettivi dove a prevalere è la manualità. Il frumento servirà a confezionare il pane e i dolci che nei giorni dell'Ardia saranno consumati e offerti. Un tributo alla festa quindi, che si rinnova ogni anno e quindi nel tempo riproponendo usi e costumi antichi. E anche in epoca moderna la Proloco e il suo attuale presidente Battista Puzzolo hanno voluto riproporre il suo gonnotto, anche se la semina sul campo prescelto dal comitato non ha avuto fortuna per le avverse condizioni del tempo. Il grano è stato quindi mietuto in un campo più benigno della vicina Borore. Una soluzione per non venir meno ad un impegno che è anche atto di devozione per un evento coinvolgente come l'Ardia, dove le connotazioni religiose si fondono con quelle pagane e spirituali, espresse dalla moltitudine di folla che assiepa la corsa e il sagrato del Tempio. Grazie.